un'altra giornata di calore. Fortunati quelli che possono andare al mare, sfortunato io che devo rimanere qua in portineria a guardia del palazzo. Buongiorno, Arma. Buongiorno, Sasà. Hai visto che caldo? Mamma mia, beata a te che te ne vai a mare, io invece devo rimanere qui in portineria a guardia del palazzo. Arma, pure se stai in da portineria, bello, con l'aria condizionata. Invece mia moglie ieri sera, Sasa, domani ce ne andiamo a mare. Arma, non lo sa mai. Diciamo era programmata tutta la giornata. Divano, aria condizionata e relax. Ma non è stata cosa. Come posso dire di no a mia moglie? Non lo puoi fare, non si può fare. E che ci è voluto per ci preparare? Sulis, 4 costumi. 4 costumi. Mattina, pranzo, pomeriggio e sera. Ogni costume, naturalmente, il pareo e ogni completo o bikini abbinato. Se capisci. Il creatore, 4 costumi pure per creature. Ma Ricky, ma che porta a fare sti costumi per sti creatori? Tanto non so cambiano, stanno sempre in là, confuso da mattina a sera, non lo cambiano il costume, non ne portare uno spreco e passano tutte le giornate a sta appiccicare. Loro e la mamma. Ieri sera, sa che dovevo mangiare, ma fanno un'insalatella di patate, un po' gruccio, un po' di sale e ci mettono un po' di riga. Leggero. Che schifo. Insalatella di patate, no, ma si pazza, qualcuno che ci dice chi sono sti miserabili. Si la già fa come faceva mamma. Come faceva mamma. Ci metta un po' di laccio, 2 fagiolini, un po' di cipolluzzo, il pomarolo, una scatoletta di tonno, si inventano mais e poi ci mettono un po' di riga. Va bene? E secondo te creatura si mangia un'insalata di patate? No. Frittata di maccheroni. E dato che i miei bambini sono abituati a mangiare prosico, cotolette e peperoni. Cosa leggera. Va bene così? No! E poi si ci viene a farmi il creatura pomeriggio che sanno mangiare pancarretto e cioccolato. Va bene così? E noi andiamo a fare un aperitivo per spuzio da pomeriggio a ci buttare patate, nocciolini e rindabbuzza una mezza bottiglia di limoncello. Bene. Va bene così? Va bene. Sasavicci e porta. E mica è venuto là. Il pazzello per il creatore non può spiaggia, allora. Mo, da che mondo è mondo, il creatore non può spiaggia. Come pazzia? Secchiel, paletta. E al massimo pallone. O pallone. Il racchettone. Un castello gonfiabile. Arma che ci vuole la mano e di solo può portare in coppa spiaggia. Ara, sistema. Sotto solo una camera esagerata e la pensa è una mia passa a gonfiare. Una volta che si è gonfiata, che figura è merda, arma, che figura è merda, tutta la gente che ci guarda nel suo coso rosso quando io maschio angiuino e i creatori si facessero un giro a coppa, però mia moglie lo dobbiamo portare, l'amma portare, e che foto ma gente non ha da vedere che teniamo un castello gonfiato. Sai che? Paletta. O camion per trasportare la sabbia e l'escavatore. Mia moglie bella distesa sul lettino che si spalma le ogre. Sa, la noce è creatura. E là arriva un momento che sa si trasforma all'ingegnere che dirige il lavoro. Ma mo mi domando e dico, con tutta sta roba, si creatura, ma che hanno fatto un castello di sabbia a fermata la metropolitana di Castelvolturno? Questo palazzo chiamo cotto e chiamo crudo. La signora Ciardillo. Armando, dovete arracquare le piante perlomeno 2 volte al giorno. Qua fa un caldo della malora. E allora Armando, con una santa pazienza, se leva le scarpe, si mette il bikini, piglia la pompa e arracqua le piante. Poi arriva la signora Caruso. Armando, state sempre con sta bomba a mano. Qua le bollette volano e l'acqua costa. E Armando, con una santa pazienza, si leva il bikini, si mette le scarpe, piglia la pompa e a posto. Poi arriva la signora Russo.
Armando, che caldo che fa! E annacquate un po' queste piante. Signora Russo. E qua prima arriva la signora Ciardiella e dice che le deve annacquare 2 volte. Poi arriva la signora Caruso e dice che non le deve annacquare proprio. Ma insomma, si può sapere che già fa la giarra qua sti pianti, io no. Buongiorno, mamma. Buongiorno, Sasà. Ha incontrato la signora Caruso. Ha detto che alla prossima riunione di condominio mette a verbale con l'amministratore che si consuma troppo acqua per questi pianti, capisci? Una dare. La ma- giarra qua una volta, 2 volte. E la racco quando voglio, così sto È bello, frisco, e mi mette che viene in da là. Fai buono, mamma, fai buono, mamma mia. Nata giornata di È mare. tornato in mare, è tornato in questo cammino, arma. Oh. Ieri sera mi ha chiamato mia mamma. Ha detto, sai, se rimane vengo a mare con te. C'è la città mia moglie. Apriti cielo, arma. Puoi immaginare, no? Certo. Lo dico proprio. Praticamente mia mamma soffre pure la macchina. Sta da mettere a naso. E la mia moglie la fa mettere pure, non è questo il problema. Però adesso sai che fa? Si mette a rete a me e mi ha dato tutto piace con il ruccio, a rete così, ciolino fino a cassa e bottone. Lo fa per dispetto. Per dispetto. Aspetta, ma arriviamo un po' pulito. Mia moglie, la solita per chiuso. Sempre il solito ombrellone e 2 lettini. Uno per lei. Naturalmente uno per mia mamma. E io vado a finire sempre assettato un po' a chi lo pallone del creatore. Pure questo, lo fa per dispetto. Mamma mia. Ora di pranzo, Armando. Ora di pranzo. Calma, che ciulino mangi il buon? Che hai preparato? No, io stamattina non dovevo proprio dire. Oggi ho fatto 2 panini, prosciutto cotto e galbanino. Tanto oggi non ci trattano in massaio, oggi fa calcio con una mambrezza. Figlia e si va a fubare. Armando, mi casa è già libera. Mi fiondo. È arrivato un momento di mi assettare poco, mi interessano poco a schifo. Bravo. Figlia, a come dice mia mamma. Hai visto quando andate solo con il mare? Antipasta, primo, secondo, contorno, patatine, noccioline e limoncello. Quando mi dice sa che vengo io, fa sempre che li panini, prosciutto e galbanino o mortadelle e svizzere. Al massimo fa che l'insalata di riso mezza vacante, perché poi se ne esce con fatto, dobbiamo stare leggeri. Arma, la giornata di mare con me è un inferno. Con o senza mia mamma? Mo, secondo te, chi è il fortunato? Io o tu? In questo caso. Buongiorno mamma. Buongiorno, Sasà. Mamma mia, visto che cavolo fa oggi? Mamma mia, te volesse fare sta a te qua in questo cortile. A una certa ora si crea tutta una cappa di calore. E proprio per questo ho detto vicino a mia moglie Filomena. Perché oggi, visto che fa caldo, non facciamo una presella fresca. Un filo d'olio, un po' di tuno, 2 pomodorini, olive bianche, olive nere e una bella cipolluzza nove. Bella. Che le viene mamma, facciamo la presella fresca, no, ma faccio una bella pasta e posino. Ah, boh, però, in fin dei conti la pasta e posino comunque è una pietanza fresca. Sì, se ci metti olio, cipolla e E pisello. che ci mettere più? Invece lei ci mette olio, cipolla, piselli, 300 grammi di pancetta, 10 uova e 400 grammi di parmigiano. Non è giù leggero. E non finisce qui. Il secondo, provola la pizzaiola, 2 melanzane a fungetielle e poi la volesse fare a mia suocera. Sapeva 2-3 bicchieri di vino e poi si addorme vicino alla tavola. Arma, pure a me, io oggi vengo a mangiare mamma. Proprio bene mamma, ci vicino a mia moglie, ci Carmen. Cosa che faccio? Scendo, vado a cattare 2 cozze e faccio più bello pasta e fagioli, Bene. pomodorini e fresco. E che faccio? A 4 io? Ma a 4 non fanno pasta e fagioli che cozze? Mi sembra esagerato. Quando viene la mamma, mo, dovesse fare antipasto. Primo, secondo, o primo contorno, o secondo contorno, frutto, dolce e limoncello. Invece quando viene mamma, tanto vi pressa, e tanto che se non può fare, e tanto fa caldo, e tanto sta stanca. No, oggi fa una cosa veloce perché abbiamo tutti creato un calcetto. Allora ci troviamo, ma non ci capite, ma allora mamma sa da mangiare sempre queste cose. No, allora sai che faccio? Oggi faccio un bello pacchero con stocco. A mamma lo stocco non ci piace, che le può fare apposta. Allora io devo fare la mezza per poter vivere. Bravo. A città mo scendo, va a cattare 2 mozzarella e un po' di prosciutto. E a così faccio io e non mi interessa proprio. Fai bene, fai bene. Mo, dico io,
Tu che la mente sempre, in questo caso, chi è il fortunato, Armando? Io o tu? In questo caso 1-1, palla al centro. Buongiorno Armando. Buongiorno Sasa. Censura è quasi. No, stai facendo un po' la censura, stai spazzando un po'. Ah. Ma che oggi niente male? No, ma oggi niente. Ma che, Sasa, ti vedono un po' esaurito. Poco esaurito, Armando. Mi ha chiamato mia mamma. Ha detto vai un attimo a casa della nonna a pigliare un documento. Armando. E che botta in fronte ogni volta che si a casa della nonna. Comincia a parlare e non la fornisce più. Appena sotto la sua, non mi ha manco visto. Ui, ma tua moglie ti fa mangiare? Ma ti vedi così, madonna mia, ma che sta succedendo? Ah, non sai che famo? Ti fa una bella zuppelata. Ci stanno sui 10 mattina che ci fa questa zuppelata. Allora non mo sai che fa? Ti prepara una bella fella di pane con la pomarola e un bicchiere di vino rosso che le fa sangue. Ah no, ma prima mattina non ce la faccio a mangiare. Allora pulizza 2 caramelle, ma che si scorda che tengo 30 anni. Madonna mia, e allora poco ha fatto. Ha detto, lo sai che faccio? Metti in mano un biglietto, piglio un buzzellino, un rapo, che da là io scavo, pigli. Chi sto 5 euro a cattare bella cosa e creatura. Ma tu sai, noi tengo 3 figli. 3, sì. Questo 5 euro, a sti creature, ma che c'ha già accanto? Niente che ci puoi comprare. Sì, se non tu pigli che la soffre. Arma, prima mattina, pane con la pomarola, un vino rosso che fa sangue, 2 caramelle, io 5 euro per creatura. Ah, ma poi ci piato documento me ne sono chiusa, città non mi dice niente, va che presto me ne già scendere, basta, non ce la faccio, ci piato non mi sono uscito velocemente. Bascio palazzo, a chi incontro? Chi incontri? La signora Assunta, la compagna della nonna, questi che sappiano te. 80 anni, con l'arteriosclerosi, non mi ha manco visto. Ui, ma tu sei una potenziatina. O figlio di Teresa? No, signor, veramente sono con figlio di Maria. Ah, o figlio di Maria. Ma no, Tony, no, vieni qua. Tony, vieni, guarda che ci sta qua. O una potenziatina, tu ricordi? Ma no, come sei fatto rosso? Ma no, ma ti ricordi quando eri piccolina, così bella? Ma no, tenevi che i capelli lungo, ma che hai fatto a sti capelli? Le hai perse tutto quanto? Ma no, Tony, no, e vuoi venire? E vieni a vedere chi ci sta, mamma. Ti ricordi quando io avevo indovi che con pallone, che i capelli neri, belli, ricci, e che il giocatore mi pareva Maradona. No signor, veramente, che è mio cugino, figlio della zia Teresa. Ah, ma quindi tu non sei il figlio di Teresa? No signor, per la città prima sono con figlio di Maria. Ah, o figlio di Maria, ma che lui là sicca che ci andiamo sempre. Signor, so che lui là, madonna mia, che l'hai fatto passare, mamma, è che l'hai fatto passare. Non mangiava mai, ci andiamo sempre, che la mamma ti poteva mangiare, sempre un coppa a me. Sai, scendeva che la poverella, mamma, santa l'hanno fatto che la femmina, madonna. Comunque per la salutare. Appena arriva a casa saluta e dice Carmeta, ma hanno salutato Susette, la moglie di Tony, che le si ricorda, dice Susette che lo piano terra che stai a casa in due palazzi di mamma. A mio marito forse non si ricorda che io le faticava fuori, non ci stava mai a casa. Madonna, come ti sei fatto bello, tu 30 anni, ma no grandezza di Tony hai visto, ma no che pizzerò si è fatto, che l'erdanti lui, quando mi si è fatto, ma non ci posso pensare. Allora comunque ci piano quello me ne lascia fiuto, troppo nonna signora non si poteva sopportare, sono tornato a casa. Distrutto, surato, non avrei esagerato, ho detto, mo basta, ma ci spogliato, la canottiera, pantaloncini e bikini, ma ci mise un coppo di divano con l'aria condizionata, ho detto, mo io non voglio sapere proprio niente, ma non le sa mai fatto, non le sa mai pensato, dopo 30 secondi, mia moglie, sa, non mi dice niente, la sorella, mi fa una cortesia, mamma fa un attimo un servizio a due frutti, allora prima sa gli mangi scudato, mo secondo te ci posso mai ricevere no a mia moglie? No. Spuglia da una volta, viest, shin e banci a fuso servizi. Mo, dico io, no? Tu, che pure della mia sembra, in questo caso, ma chi è il fortunato? Io o tu? In questo caso io. Buonasera, Alba. Buonasera, Sasà, e a dove ne vai bene? Coppa sta mio cognato di Milano, mia moglie ha detto va a cattare 2 birre e 2 tarallo, un fratellino ci piace di tarallo. Il tarallo?
nasce nel 1700 nelle botteghe dei panettieri napoletani, dove, oltre all'impasto in esubero, venivano aggiunti sugna, pepe e mandorle. Nasce così o tarallo in sogno e pepe. Ma tu sai che l'ha inventato tarallo? Tonini Coppi Quartiere. Un giorno Maria, moglie di Tonino, figlia di Nanninella Capera, i Coppi Quartiere, tra senti in da panetteria, dice: Toni, magari sta rimasto su un bastruppa, che fu rimane là, fa una cosa, mettici un po' in su, un po' di pepe, ci butto due uccellai e fa due biscotti salati. Tonino prese l'impasto, lo reimpastò con la sugna, ci mettette un po' di pepe, una frangatella di mandorla a sentimento e fece degli anelletti intrecciati e li infornò. Armà, manca 10 minuti. Una dura che si sentiva per tutto un week. Vittorio, prima a fare l'ignameria in vetta alla panetteria. Appena sentette a dura, tra sette in da panetteria, dicette: Toni, mamma mia, ma che resta a dura? Toni inizia tutto atti giusti, dicette: Vittorio, ci ho inventato tarallo in sogno e pepe. E assaggi, Vittorio al primo posto. Dicette: mamma mia, rimase estasiato da questa prelibatezza e con voce commossa fu lì che nacque la famosa frase: Toni, un coppa a su tarallo, ci vuole un bicchiere di birra. Buonasera Arma. Buonasera, Sasso, a dove non stai bene? Arma, mi fa pensare, un po' tengo a mio cognato di Milano, i fratelli, mia moglie ha detto scende, va a cattare un po' di trippo per fare casarsi e pure un po' di periodi. E mo che tieni ospiti, com'è la situazione? Arma, due mondi completamente diversi. Pensi a idea mai umana, no? Ore 7. Mia cognata ha preparato la colazione con figlio. Ore 7:20. Mio nipote si alza e arriva in cucina. Buongiorno mamma. Buongiorno papi. Buongiorno zio. Buongiorno zia. Arma sa 7 e mai. Ore 7:25. Arma l'inverno. Mia moglie va a scegliere creatura. Appena da sedere in stanzetta abbiamo rapito tutte le finestre possibili e immaginabili, perché o estate o inverno a stanza a da cagnare. Carmine, Antonio, Giussi, e dai, ci vogliamo muovere, 7:25 a mai omare, prima volete omare e poi state rindoletta a dormire, e già, mia forza, ambressa, volete, non mi faccio da Luccani alla stazione, non siamo mai che figure in mezzo, non faccio mai che figure in mezzo, che lei è venuto fino a cara a Milano, mi faccio fare solo brutti figure. Volete muovere, e già, forza, ambressa, a posto la cucina, già sta in da cucina che sta mangiando, noi, chi l'ha fornuta, e vi state ancora schiattati in da solito, ya, Carmine, vi da muovere. Carmine, non ti fa fare una paleata, Carmine, che poi la paleata ce l'essa far padre, che non serve proprio. A Gianluca sempre, isso non si sente proprio. Ya, forse, chiama a Sosra. Carmine è tuo. Carmine è inutile che ti giro là da là. Carmine ti ha Sosra. A già venire da gettare in doletta. Ya, se tu stai in doletta, pensa a te, che là ti due manca si muove. Frate testo, non so, se tu non ti alzi, loro non si muovono, è vero, ma da fare ripetere 50 volte sempre le stesse cose. È vero da poco si muove in da solietta, Carmine, sull'otto mancano un quarto, già non tengo più un filo e voce. Arma, ore 8:10. O figlio di mio cognato ha finito di fare colazione. Mamma, ho finito di fare colazione, posso andare in stanza a prepararmi? E nel frattempo trasano i figli miei in da cucina. Ancora i cinesi, buongiorno, buongiorno. Oh, e sta a 7 Natale. Mia moglie ha preparato i 3 zuppe latte, un cucciare a uno, un cucciare a che lato, un cucciare a che lato, a me sempre ci ho butto in canna e levo tutto cosa mezza. Arma, due mondi completamente diversi. Poi te ne vieni tu, ma tuo cognato che bello sistemato all'era, non sta mai esaurito. Arma, il mio cognato vive a Milano, nel paese dei balocchi. Poi te ne vieni tu. Boh, secondo te, chi è un fortunato? Mio cognato o io e te? In questo caso tuo cognato.